Treviso. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, emergenza coronavirus. Abbiamo sentito scuole chiuse per un'altra settimana nel Veneto, dagli asili nido sino all'università. Ci colleghiamo ora subito in diretta con la sede della Protezione Civile regionale a Marghera, dove ha sede l'unità di crisi dell'emergenza coronavirus. Ecco, vedo pronto il nostro inviato Filippo Fois con Sandro Ponchio. Filippo, buon pomeriggio. Che novità ci sono? Sì, buon pomeriggio Marta. Credo che le novità stiano proprio arrivando esattamente in questo momento, perché vediamo che c'è del movimento alle nostre spalle e potrebbe essere che esca fuori qualcuno nei prossimi minuti. Come sapete sono uscite che non vengono annunciate, per cui dobbiamo basarci su quello che il movimento all'interno sembrava, ma forse si trattava di un falso allarme. Noi comunque direi che manteniamo la linea per vedere come si evolve la situazione. Quello che posso dirvi è che il vertice è iniziato molto in ritardo rispetto a quello che ci si aspettava, attorno alle 13:30, quello con il governo. Tutti i presidenti di regione erano pronti in videoconferenza, si aspettava per l'appunto l'arrivo degli esponenti del governo, ma il Consiglio dei Ministri si è prolungato più del previsto, per cui il vertice è iniziato più tardi con in videoconferenza, vertice che dovrebbe essersi concluso proprio in questi minuti. Ci dicono che stanno per uscire. Tra poco dovrebbe scendere il Presidente. Tra poco dovrebbe scendere. Ecco, allora restiamo in diretta con te Filippo intanto, perché mi pare di capire che sia questione di pochissimo. Intanto vedo già alcune dichiarazioni in ANSA. Prego. Sì, no. Abbiamo visto Zaia comparire al balcone, adesso è rientrato dentro, stava parlando al telefono, ha detto che tra poco scende, ci ha fatto capire che tra poco scende, ecco. Perfetto, allora restiamo collegati. Nell'attesa vi aggiorno su proprio alcune agenzie che sono uscite in questo momento. Molto probabilmente saranno delle dichiarazioni al telefono che il governatore Zaia sta appunto diffondendo proprio in questi minuti all'agenzia ANSA. Quindi confermata l'apertura delle scuole fino all'8 marzo in Veneto. Il governatore Zaia avrebbe chiesto anche lo sblocco della zona rossa di Vo Euganeo e avrebbe posto la questione delle difficoltà di applicazione negli esercizi commerciali e negli esercizi pubblici della norma sul droplets, norma che lo ricordiamo è quella che regola la distanza minima tra clienti ed avventori. Proprio su questa misura era stata ritenuta dal Comitato Tecnico Scientifico istituito da Palazzo Chigi come indispensabile per evitare i contagi tra le persone. In relazione proprio a questo, il governatore del Veneto Zaia ha chiesto che le circolari esplicative vengano emesse direttamente dai ministeri interessati, sentito il board scientifico, per evitare interpretazioni a macchia di leopardo tra le regioni. Zaia ha infine contestato la volontà di mantenere chiusi i luoghi di culto. Luoghi di culto che appunto, lo ricordiamo, restano chiusi, per cui non ci saranno domani, prima domenica della Quaresima, le messe con i fedeli. Proprio a tal proposito vi ricordo che Antenna 3 e Rete Veneta domani trasmetteranno in diretta la messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, dalla Basilica della Madonna della Salute, una celebrazione che inizierà appunto alle 11, la nostra diretta inizierà mezz'ora prima, quindi dalle 10:30, per poi seguire appunto tutta la celebrazione della liturgia in diretta, liturgia che è stato anticipato appunto dalla Diocesi di Venezia. Si concluderà con un appello del Patriarca proprio alla Madonna della Salute, appello quanto mai insomma in questo particolare momento di grande difficoltà
difficoltà che stanno attraversando i nostri territori, atteso appunto dalla popolazione. Dopodiché a mezzogiorno preciso in punto tutte le campane della diocesi di Venezia suoneranno come grido di dolore da parte delle comunità di fedeli che si appellano appunto al Signore per uscire quanto prima da questa situazione. Allora vediamo, ricolleghiamoci con Filippo Fois per vedere appunto com'è la situazione ora a Marghera, unità di crisi della protezione civile. Filippo, ci sei? Sì, noi siamo qui pronti, la situazione è ancora di attesa e come detto poco fa abbiamo visto il Presidente Zaia comparire sul balcone che dà degli uffici in cui si stava tenendo il vertice e ci ha fatto cenno che tra poco sarebbe sceso appunto per comunicarci quali sono le decisioni che riguardano il Veneto per la prossima settimana, anche se poi più o meno molte anticipazioni siamo già stati in grado di darle, però insomma bisogna anche scendere nel dettaglio perché nello specifico non si tratterà evidentemente di una fotocopia del provvedimento che era stato emanato domenica scorsa, ma dovrebbero esserci alcune novità. Ecco, peraltro Filippo, proprio in questi minuti è uscita un'altra agenzia con una dichiarazione del Presidente del Consiglio Conte. Marta, ci siamo? Sì, ci siamo, allora vai Filippo. Eccoci. Buonasera. Buonasera. Buonasera ragazzi. Buonasera. Aspetta, ci sentiamo. Ci siamo tutti? Sì. Curzio. Grazie. In favore chi l'ha detto? In favore di Assolutamente. tesoro. Però se non siamo larghi, appunto, non si vede. Stiamo un po' larghi. Stiamo un po' più larghi ragazzi, se no non riusciamo a lavorare. Dai. Com'è andata? Guardate, intanto il decreto, il DPCM, sembra che non ci sia un'ordinanza questa volta, ma ci sia un DPCM con l'intesa, è in fase di redazione. Abbiamo avuto incontri tutto il giorno, io ho iniziato da stamattina alle 9. Siamo nella direzione di una proposta che fa il governo alla luce del comitato scientifico nazionale che c'è, e quindi di illustri esponenti del mondo della sanità, dell'Istituto Superiore della Sanità, che danno delle direttive. A me sembra che l'emergenza c'è, senza drammatizzare, però è pur vero che non ci sono delle aperture, nel senso che ci troviamo sicuramente con la chiusura ancora delle scuole, o meglio più che chiusura, sospensione, quindi ci andranno ovviamente gli impiegati delle scuole, quindi le scuole verranno mantenute in funzione ma senza gli studenti. Dall'altro c'è tutta una serie di misure di contenimento del contagio relativamente ai musei, ad altre partite come i cinema, ai grandi eventi, gli eventi in generale, fino all'8 di marzo. E ripeto, siamo in attesa del documento per rileggerlo e vedere quali sono le indicazioni. Le indicazioni, da quel che si è discusso e parlato approfonditamente, sembra abbiano anche delle indicazioni da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, e indicazioni che io ho chiesto siano chiare e che comunque chiedo che il governo a questo punto emani l'eventuale circolare poi direttiva esplicativa, visto e considerato che è difficile per noi dare interpretazione a indicazioni che dà l'Istituto Superiore della Sanità, perché si parla di droplet, che significa distanza minima da tenere, che sembra sia il metro. E dall'altro c'è un altro aspetto, io ho chiesto e resto ancora convinto che la zona rossa si possa valutare di aprirla, visto e considerato che sembra che è passato il periodo canonico dell'incubazione. Qui mi sembra che su sto fronte non ci capiamo. Non ne faccio un momento di polemica, abbiamo la comunità scientifica, è ovvio che va rispettata, hanno grosse perplessità sul fatto che ci siano 77 contagiati e vogliono protrarre la chiusura dell'area rossa per altri 7 giorni. Lasciatemi il tempo di attendere il provvedimento, lo dobbiamo leggere e poi eventualmente osservare nuovamente, e quindi poi verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Una risposta entro stasera? Assolutamente sì, perché deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale domani. Quindi sostanzialmente, Presidente, si tratta di viene prorogato il provvedimento che era già stato deciso domenica. Ma guardi, sì, però diciamo anche che ci sono 3 regioni che hanno questo provvedimento, che sono il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna,
e c'è ovviamente ancora più codificato cosa si può fare e cosa non si può fare, c'è preoccupazione per i 600 casi della Lombardia e i 200 casi ormai con 33 persone ovviamente in cura in ospedale, delle quali 11 in terapia intensiva in Veneto, e i modelli ovviamente gli algoritmi che ci danno un'impennata dei contagi. Fino ad ora abbiamo cercato di circoscrivere i contagi, ovviamente il caso Treviso è emblematico, che il tema è stato di un contagio avvenuto direttamente all'interno dell'ospedale. Sembra che ci siano nuove direttive anche da parte dell'OMS rispetto ovviamente all'utilizzo dei presidi e quant'altro. Adesso cercheremo di capire. Abbiamo chiesto, questo ve lo posso dichiarare, ho chiesto che vengano anche rivalutati gli standard per eventuali terapie intensive, letti, posti di terapia intensiva diciamo d'emergenza, che non possono evidentemente, pur nella loro efficienza nelle cure, sottostare a dei parametri da periodo di pace dove ci possiamo permettere di tutto, anche il mazzetto di fiori. Cioè, in questa fase dobbiamo pensare a curare i cittadini e curarli bene. Voglio dirvi che noi per quanto riguarda questo siamo già attrezzati anche con le attrezzature che dovevamo avere e che abbiamo comprato in tempi non sospetti. Traducendo, cioè riducendo in sintesi estrema la vicenda, cioè lei aveva chiesto, sosteneva la riapertura delle scuole, invece venne riconfermata per un'altra settimana la chiusura delle scuole e altre misure restrittive anche per musei, luoghi pubblici come cinema, teatri e anche le chiese. Ma io traducendo è molto semplice, intanto è bene essere chiari, vi potete andare a vedere le mie dichiarazioni. Io ho sempre detto che sono per una ripresa, però vi ho sempre detto che ci vuole una validazione scientifica, questo l'ho detto in ogni caso, perché noi non ci possiamo assumere la responsabilità di scelte che non hanno base scientifica. L'Istituto Superiore della Sanità e tutti i tecnici dicono, in linea anche con quello che sta succedendo nei paesi a livello internazionale, è quello di dare la chiusura. Cioè, avete visto purtroppo che la Svizzera ha chiuso addirittura il salone dell'automobile, Berlino addirittura rinuncia alla fiera più grande del turismo che ci sia a livello internazionale, che deve tenersi la prossima settimana, e tutta una serie di ristrettezze, ad esempio come la Gran Bretagna per la chiusura delle scuole o quant'altro. Non è che mal comune sia mezzo gaudio, però vedete che il contagio si sta spostando da 2 regioni iniziali del nord a tutta Europa. E come si fa fronte alle questioni economiche? Beh, guardi, abbiamo parlato anche di questo, il Presidente del Consiglio e il Governo, che era praticamente tutto presente, garantisce che ci saranno provvedimenti urgenti. Noi comunque già a metà settimana, penso mercoledì, saremo in delegazione ristretta proprio a parlare di questo su Roma. Si è parlato di un allargamento della zona rossa a tutto il Veneto, da questo punto di vista. Il Veneto è in emergenza, cioè, direi anche qui, chiariamo questo aspetto, non pensiamo che ci voglia la carta adesso per dimostrare che siamo in emergenza. È chiaro che siamo in emergenza, abbiamo diciamo focolai a Treviso, ce li abbiamo a Miradolo, abbiamo un caso a Belluno, abbiamo un caso o un caso o 2, adesso non ricordo, a Rovigo, insomma non è, e poi ovviamente Limena, Venezia e ancora ovviamente il caso di Voi. Insomma, penso che star lì a perdere tempo con dichiarazioni, cioè, è evidente che la crisi colpirà e colpisce tutto il Veneto, quindi hanno assolutamente la mia comprensione gli imprenditori, ma si sappia che queste non sono scelte che si fanno sulla base di calcoli politici come qualcuno dice, ma di calcoli semplicemente di algoritmi e di rischio di incidenza. Speriamo che tutti si siano sbagliati, ma se non fosse così qualcuno dovrà dire avevano ragione. Le scuole restano chiuse per un'altra settimana? Le scuole, guardate, restano sospese le attività per una settimana, il termine esatto è sospeso, il che vuol dire che ci andrà il personale dentro ma non ci vanno i ragazzi. Altri luoghi come musei? Posso anche aggiungere che nella discussione che abbiamo avuto è durata ore, io sono qui da stamattina alle 8 e vi dico solo, perché ho iniziato stamattina con la protezione civile, vi dico solo, come tutte le mattine, vi dico solo che la discussione avuta e la grande preoccupazione dei clinici e degli esperti di contagi va proprio sulle scuole e sui luoghi di culto. Noi abbiamo chiesto che sui luoghi di culto almeno si dia un respiro e si possa concedere, con tutte le limitazioni del caso, visto e considerato che, mi si perdoni, non mi risulta che ci siano folle oceaniche che entrano nelle chiese, anche perché sono molto diluite, che ci sia almeno la possibilità, e voglio riconoscere la grande disponibilità del Patriarca che ha avuto in questa settimana per 15 diocesi. Di fatto a questo momento scuole che vengono sospese l'attività, per quanto riguarda gli altri luoghi, perciò cinema, teatri e musei? Vale anche per loro la chiusura, ci saranno delle restrizioni, però è prudente, ve lo sottolineo che poi non diciate che ho detto una roba per un'altra, è prudente attendere il
documento finale, che è quello che va in Gazzetta Ufficiale, anche perché vorremmo poter, se possibile, osservarlo in alcuni punti, limitatamente alla discrezionalità che ci compete, di certo non forzando la mano ai clinici. Io e i miei colleghi non ci assumiamo la responsabilità di scelte che possono mettere a repentaglio la salute dei veneti. Così anche per le chiese? Ma certo, per tutto. Adesso vedremo come il documento adesso è in fase di redazione, sono qui in attesa e poi ci sarà l'ultimo confronto e dopo andrà in Gazzetta Ufficiale. Al momento la sua linea è distante da quella del governo, però. No, non è, no, guardi, rispetto alle soluzioni no, posso dire che è fondamentale però essere chiari con le indicazioni per i cittadini, perché sennò è inevitabile che poi ci sarà raffronto tra la pizzeria e il ristorante, tra il ristorante e il centro commerciale, tra il centro commerciale e la palestra, tra la palestra e la piscina. L'abbiamo già vista sta settimana. Allora, la prima ordinanza è stata blanda diciamo anche per garantire un soft landing, non un atterraggio morbido. Adesso siamo entrati in piena attività e tanto è vero che ho chiesto al governo che qualora venga emanato il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il governo scriva su questo DPCM che la circolare deve essere assolutamente redatta da loro, perché sono loro che hanno con i tecnici definito alcuni parametri. Okay. Grazie. Ci vediamo dopo allora. Abbiate, che sia chiaro, abbiate pazienza perché il testo potrebbe essere anche cambiato. Entro che Guarda, io sono qua da 4 giorni che aspetto. lo so. Ma domani sarei ancora qua. Grazie per la comprensione. Domani sarei ancora Io sono qua tutti i giorni. Ma secondo te per le 20 ce l'abbiamo? Ringrazio per tutto quello che fa. Io vedo tutte le mattine, vedo sempre meglio. Sì, Devo operare. Dove sei che vuoi? All'Ancia. Non sei bravi all'Ancia. Sì, Arrivederci. Secondo te il G delle 20 ce l'abbiamo? 5 meno... Sì, anche perché no. Tu scendi dopo, È da stamattina che ne va. No. Guarda. Io spero che sia Ecco, allora avete sentito le dichiarazioni del Presidente Zaia, eventualmente Filippo se hai altre novità, vedo che il Presidente sta continuando a parlare, richiedici la linea, c'è forse qualche problema di collegamento? Sì, Marta, era No. giusto per capire quando Sì. riusciremo a dare i prossimi aggiornamenti che dovrebbero arrivare tra circa un'ora e mezza, sta dicendo Zaia. che sono proposte in questo momento sono misure validate dalla comunità scientifica. Posso dire che ti farei tra l'altro, la nostra comunità scientifica mi dice Ecco, forse c'è anche qualche collegamento, insomma comunque avete sentito quanto ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia, quindi confermate scuole chiuse fino all'8 di marzo anche in Veneto. Il governatore aveva chiesto lo sblocco anche della zona rossa di Vo e Uganeo e chiesto anche, posto anche la questione della difficoltà di applicazione per quanto riguarda gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi della cosiddetta norma del droplets. Abbiamo appreso oggi, almeno io non sapevo di cosa si trattasse, è quella normativa che determina la distanza minima tra clienti ed avventori. Proprio per questo è stato chiesto da parte del Presidente Zaia dei chiarimenti ulteriori al Ministero che verranno poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in maniera tale da fugare ogni dubbio, proprio perché ovviamente non è facile ovviamente interpretare anche queste normative, per cui ci aggiorneremo più tardi quando sapremo esattamente meglio nel dettaglio insomma quelle che sono le misure. Sicuramente una misura importante in questo momento è quella delle scuole che saranno chiuse. C'era grandissima apprensione, richieste di chiarimenti da parte dei genitori, da parte delle famiglie. Scuole chiuse ma lezioni sospese più che scuole chiuse, perché le attività diciamo non didattiche, quindi quelle amministrative piuttosto che quelle del personale
nazionale ATA per quanto riguarda le pulizie degli istituti in questa settimana, a quanto abbiamo appreso, dovrebbero andare avanti. Questo per quanto riguarda il Veneto. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia invece le scuole saranno aperte. Ci hanno inviato i colleghi della redazione di Trieste pochi minuti fa questo video della conferenza stampa del presidente Fedriga. Chiedo alla regia se lo possiamo vedere, lo possiamo mandare in onda. Eccolo qui, vediamo e sentiamo quindi in Friuli. Le 3 regioni cluster, ovvero Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, rimarranno di fatto con le restrizioni della precedente ordinanza. In alcuni casi per Emilia e Veneto più restrittive. Per i posti pubblici, per esempio la distanza da tenere negli esercizi commerciali pubblici tra una persona e l'altra. E invece Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Liguria escono diciamo, da queste restrizioni scelte dal governo, quindi da lunedì sarà scuole riaperte, gli eventi si potranno svolgere e l'unica cosa sono le gite che saranno sempre fino al 15 marzo, non potranno svolgersi. E questa decisione, a detta del governo, è supportata dal Comitato Tecnico Scientifico. Ecco, allora avete sentito, questo è il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga, nella conferenza stampa appunto che si è tenuta proprio poco fa, ma per tutti i dettagli dal Friuli Venezia Giulia abbiamo in collegamento, lo vedo nel monitor, il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ferdinando, buon pomeriggio. Sì Marta, allora guarda, è appena terminata la conferenza stampa che mostravi, purtroppo non era ottima la qualità video dello streaming, è terminato davvero pochi minuti fa. Cosa ha detto il presidente Fedriga? Ha confermato quanto avevamo anticipato, cioè si riapre, il Friuli Venezia Giulia riapre le scuole, i musei, i teatri, tutto quanto previsto appunto dal DPCM che arriverà nelle prossime ore, ma si ritorna alla normalità con 2 dettagli. Il primo, ed è importante, che le gite scolastiche non ci sono, non si possono fare fino al 15 marzo, così come stabilito altrove, quindi è l'unica limitazione. La seconda, ed era una nota polemica, abbiamo capito, anche se è un momento delicato, da parte del governatore nei confronti di Roma. Cosa aveva chiesto il Friuli Venezia Giulia? Che si agisse con un'ordinanza a raggiera, cioè le aree che sono di confine, perché il virus non si ferma ai confini politici delle regioni, avessero appunto dei vincoli magari più simili al Veneto e quindi mano a mano poi scremando. Invece questa idea proposta dal Friuli Venezia Giulia, quindi nelle aree vicino a Venezia, le aree vicino a Treviso, al di là del confine, quindi in Friuli, potessero avere ordinanza simile, non è stata accolta. Dunque il Friuli Venezia Giulia intero torna alla normalità e questa idea purtroppo non è stata accolta, lo ha ribadito più volte in questa conferenza stampa Massimiliano Fedriga, che poi ha attaccato quanti dell'opposizione invece lo hanno preso di mira in questi giorni, perché per la popolazione è stato un momento delicato, si sono prese anche delle scelte forti. Ribadiamo 2 dati, il primo è che non ci sono casi di coronavirus accertati in questa regione, in Friuli Venezia Giulia, e che da lunedì si torna alla normalità. Facevi bene anche a ricordare tu una cosa, adesso durante l'intervista con il governatore Luca Zaia invece erano di fatto quasi contemporanei i 2 appuntamenti con la stampa, che domani è confermato invece la celebrazione della messa che sarà in diretta su Antena 3 e Rete Veneta dalla Madonna della Salute, sarà lo stesso Patriarca ancora una volta a celebrarla domani mattina a partire dalle 11. È tutto da Trieste, a te Marta.
Grazie Ferdinando. Allora, a proposito del Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, abbiamo una dichiarazione che è stata divulgata proprio dal Patriarca e dalla Diocesi pochi minuti fa. Ci aggiorna, se ce l'abbiamo in collegamento telefonico, Lorenzo Maier, che appunto ha sentito proprio pochi minuti fa il Patriarca di Venezia. Lorenzo, ci sei? Sì, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, sì. Buongiorno a te. Allora, che novità ci sono dalla diocesi? Abbiamo sentito dal governatore Zaia che le messe, almeno per il momento, insomma, saranno ancora a porte chiuse, anche se è stato chiesto di poter, come dire, allentare un po' le maglie di questo divieto che riguarda le celebrazioni liturgiche. Sì, allora, domani mattina rimane confermata la messa a porte chiuse della Basilica della Salute, che trasmetteremo anche noi alle 11 in diretta su Antenna 3. E poi successivamente, diciamo che questa mattina era trapelato un po' di ottimismo, una cauta speranza nell'entourage del Patriarca, vista anche la volontà del governatore Zaia di chiedere che si allentassero un po' le maglie dei divieti, per cui rimangono confermate le disposizioni dell'ordinanza. È chiaro che il Patriarca confida che, alla luce anche della richiesta del governatore, magari per la prossima settimana, in particolare per la seconda domenica di Quaresima Lotto, ci possa essere una riapertura delle chiese ai fedeli. Non è ancora nulla di certo, l'ordinanza, come è stato spiegato, resta in vigore fino all'8 di marzo, quindi teoricamente è compresa anche la prossima domenica, quindi un'altra settimana, però Monsignor Moraglia spera che ci possa essere, non per domani ma per l'8 marzo almeno, una deroga, e quindi di poter riaprire in qualche modo le chiese alle celebrazioni liturgiche. Ecco, allora ricordiamo quindi che domani Antenna 3 e Rete Veneta trasmetteranno in diretta la messa dalla Chiesa della Madonna della Salute, appunto proprio per consentire... Tra l'altro mi è stato detto, scusami sì, Marta, che proprio in questi minuti, insomma, in videoconferenza è proprio all'ordine del giorno anche questo punto, cioè di vedere se ci può essere e eventualmente in quale forma una riapertura parziale per l'8 di marzo. Una riapertura delle chiese, quindi, come le scuole riapriranno probabilmente l'8 marzo? Sì, una riapertura delle chiese, magari, dunque, se non erro, l'8 marzo è domenica, per cui le scuole dovrebbero riaprire il 9, in teoria, per cui riaprendo l'8 marzo si riuscirebbe perlomeno a poter celebrare la seconda domenica di Quaresima in maniera regolare. Ecco, è quello che tutti speriamo naturalmente, che questa curva di contagio, insomma, cominci a rallentare e che quindi possano essere come dire, allentate anche quelle che sono le misure restrittive che, appunto, a quanto abbiamo appreso, sono state confermate anche per la prossima settimana. Grazie. Dunque... Poi la diocesi ha diffuso anche nei suoi canali social e nelle parrocchie anche una sorta di piccolo vademecum per spiegare ai fedeli come poter partecipare alla preghiera anche dalle loro case o in maniera non, diciamo, tradizionale. Certo, grazie, allora grazie Lorenzo, torneremo ad aggiornarci nel corso della nostra lunga diretta. Oggi abbiamo visto è stata una giornata prevalentemente dedicata alle autorità sanitarie di tutte le ULS della nostra regione, che hanno comunicato quelli che sono i dati e il dettaglio dei contagi appunto nel nostro territorio. Abbiamo sentito prima
prima in diretta l'ULSS di Padova, abbiamo sentito le varie parti dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, abbiamo ancora la parte conclusiva, il blocco numero 4 per la regia della conferenza stampa del direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Ricordo che a Treviso, per chi non avesse seguito la parte precedente, complessivamente i casi positivi sono 35, dei quali 23 sono operatori sanitari, tutti asintomatici, quindi 11 operatori sociosanitari, 4 medici, 8 infermieri professionali, poi abbiamo uno studente di infermieristica, anche questo asintomatico, abbiamo i 4 contatti della signora deceduta, la professoressa Mangiodi Paese, che appunto è deceduta l'altro giorno, e sono risultati 4 positivi, 4 persone positive che avevano dei contatti stretti con la signora, 2 badanti e 2 vicini di casa. Poi abbiamo il medico, quel medico che invece è sintomatico ed è ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Padova, e poi abbiamo 5 pazienti che sono ricoverati in malattie infettive. Si tratta di anziani, sono tutti over 80, che erano usciti dalla geriatria prima del 25 di febbraio, giorno in cui è stato definito il caso della signora Mangiò. Appunto questi pazienti sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive proprio perché risultati positivi al test del coronavirus. Test effettuati nella Marca, in tutto sono 256. Ricordiamo che il reparto di geriatria è ancora chiuso, il reparto di geriatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso, e sono 88 i pazienti ricoverati in questo reparto diciamo sigillato, pazienti ai quali si stanno continuando a fare i tamponi, che saranno ultimati entro questa sera, domani mattina al massimo. Quindi questo il quadro della situazione all'ospedale Cafoncello di Treviso, ma sentiamo quindi l'ultima parte della conferenza stampa del direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi. Io intanto vi saluto, cedo la parola per il proseguo della diretta al collega Nicola Zanetti. Buon pomeriggio. Un'ultima cosa rispetto, adesso al momento non ci sono ricoverati in rianimazione. No. Quanto siete in grado di sopportare eventualmente se ci fosse un carico di ricoveri nelle terapie intensive? Il comitato appunto che si trova, dove c'è all'interno il dottor Formentini, che è il direttore della funzione ospedaliera di tutti i 6 ospedali, stiamo ragionando anche come organizzarci. Per fortuna non abbiamo avuto casi di questo tipo, come organizzarci per vedere di dedicare degli spazi che non siano ovviamente promiscui o che possono creare difficoltà alle attività quotidiane, perché ricordo a tutti che l'ABI di Treviso deve rispondere anche di urgenze che arrivano dalla provincia di Belluno o comunque da altre ULSS limitrofe, per cui chiaramente dobbiamo trovare l'opportunità di evitare che ci possa essere promiscuità, e di conseguenza si sta ragionando per trovare delle soluzioni, però stiamo ragionando in questi giorni, per cui quando le avremo ve lo diremo. Verranno usate le tende? Le tende, ecco, noi stiamo ragionando anche con la protezione civile. Le tende si voleva fare, come dire, un pre-triage, stiamo a vedere come organizzarlo, magari con dei questionari che vengono somministrati a chi arriva e con la misurazione della febbre, però anche su questo stiamo ancora ragionando. Prima dell'entrata in pronto soccorso, sì. È già per caso un appello sulle persone che sono passate prima in geriatria del 25 febbraio, cioè quelli che avete trovato, i 5 erano perché sono diventati sintomatici, si sono rivolti a voi, oppure siete andati a controllare chi anche era passato prima della morte del suo? Sono diventati sintomatici e ovviamente si sono rivolti giustamente all'ospedale, e quindi quando hanno detto che erano, che venivano, che potevano, che provenivano da tempo alla geriatria, è ovvio che scatta quel meccanismo quando si parla di zone che sono cosiddette a rischio, tra virgolette. Per noi la geriatria è una zona a rischio, e quindi il tampone è stato fatto, e da là
queste persone sono state portate in malattie infettive. Non si cerca, nel senso, quando il mezzo è il sintomo. Il medico fa l'anamnesi quando arriva e quindi capisce. No, completamente non si può cercare, perché noi abbiamo l'obbligo, secondo le ultime linee guida, solo quando c'è sintomatologia, di sottoporre a test i soggetti che hanno il criterio epidemiologico e la sintomatologia importante. Il criterio epidemiologico in questo caso, se uno è uscito dalla geriatria, c'è, ma se non c'è la sintomatologia importante che comporti che entri in ospedale per questa tipologia di pazienti, non è indicata la somministrazione del test e quindi certamente non è indicato l'appello venite. E anche per questo non si va a vedere dei contatti a paese. Esatto, proprio per questo. Limitazioni a paese? No. Nessuna limitazione a paese, assolutamente. Tra l'altro diciamo che per quanto vi riguarda il cluster di Treviso è strettamente limitato alla geriatria, esatto, solo alla geriatria. È giusto per identificare, perché a paese non sono stati presi provvedimenti territoriali, non sono state indagate persone del territorio, per cui per quanto riguarda voi il cluster è unicamente confinato al Cafoncello e alla geriatria. Alla unità operativa complessa di geriatria, punto. Alla unità operativa complessa di geriatria e niente altro. Il Cafoncello è un'altra cosa. Abbiamo per fortuna isolato, quindi siamo tranquilli e continuiamo a lavorare e a fare quello che dobbiamo fare, cioè curare le persone. La geriatria sta a Treviso come vostra al Veneto. Sì, beh, è chiaro, è così. Io credo che va sempre rassicurato, tenete conto che siamo di fronte appunto a questi casi, ma io continuo a ribadire rispetto a quello che è la mortalità per l'influenza, siamo veramente lontanissimi, ma lontanissimi da quello che potrebbe essere la mortalità per l'influenza. Quindi voglio dire, ecco, diamo il peso dovuto ovviamente al Covid-19. Sì. Non so se è il momento per parlarne, ma influenza e casi di influenza che sono arrivati non correlati a virus particolari, come vengono gestiti? Come influenza, quindi se è un'influenza che può essere gestita a casa li mandiamo a casa, se è un'influenza di un paziente compromesso ovviamente viene gestito tranquillamente in ospedale, ma è un'influenza. Il numero di casi di influenza li può dire il dottor Rigoli, visto che fa il doppio tampone. Allora, noi siamo ancora in fase di presenza di H1N1, H3N2 e influenza B, quindi molte della sintomatologia che gira è legata a quella, per cui ecco, questa è una bella domanda perché è materiale che voi potete chiarire, nel senso che la popolazione deve stare tranquilla, non è che uno sta male e ha l'influenza e subito pensa al coronavirus. Noi siamo organizzati in modo che i pazienti che arrivano con un impegno polmonare o con una sintomatologia correlabile all'influenza mettiamo immediatamente il test per l'influenza e siamo in grado di dare la risposta in biologia molecolare in un'ora. Nel caso in cui è negativo poi procediamo anche con il coronavirus. Ci sono più casi dell'anno scorso di influenza, so che c'è un super lavoro per altri motivi che ben conosciamo in questo periodo, ma siete riusciti anche a capire se quest'anno l'influenza ha una particolare incidenza sulla popolazione? La curva dell'influenza è stata diffusa ieri col 7° bollettino della regione, il Veneto si colloca leggermente al di sotto della curva nazionale. C'è un piccolo plateau che segue l'Europa che pareva che andasse giù, quindi insomma vediamo come vanno i prossimi giorni nel prossimo bollettino. Noi riteniamo che alla fine della stagione influenzale il Veneto registrerà una casistica influenzale più bassa rispetto alla casistica influenzale nazionale. Siamo al di sotto anche dei valori dello scorso anno. L'accesso ai pronto soccorso in modo sensibile mi pare. No, abbiamo allora, più che altro allora, per essere onesti, abbiamo meno accessi al pronto soccorso di codici bianchi, che questo dimostra che evidentemente tanti accessi al pronto soccorso di codici bianchi risultano evidentemente inappropriati.
e soprattutto abbiamo anche meno richieste di visite specialistiche in questo momento, legate evidentemente alla paura che hanno le persone di soggiornare in ambulatori, anche se questo rischio non esiste. Ribadisco, il rischio di un contagio se uno si trova nei poliambulatori dell'ULSS non esiste, perché ci sono altre situazioni ben declinate dove che il contatto diretto per 15 minuti eccetera a distanza inferiore di 2 metri, e quindi siamo veramente su situazioni completamente diverse. Per cui noi continuiamo a fare il nostro lavoro, a ricevere le persone, ad operare, a organizzare le sale operatorie. Il dottor Formentini sta organizzando le sedute operatorie come non ci fosse il Covid-19, perché ovviamente la vita continua. Giusto? Sì, giusto per incidere, ecco, nessuna attività è stata sospesa. Ovviamente qualche modifica organizzativa c'è stata evidentemente, ma insomma nessuna attività è stata rimandata a sospesa.